notte, è venuto a trovarci per così discutere per quanto riguarda il discorso della fatturazione elettronica. Allora, Rino Specogna, lei è un imprenditore. Tra pochi giorni il countdown, però insomma si vocifera che ci saranno dei rinvii, degli aggiustamenti in corso d'opera, ma soprattutto anche diciamo così, daranno un po' la possibilità agli imprenditori grandi e piccoli di poter assaggiare questa benedetta fatturazione elettronica con modalità in un certo senso abbastanza diciamo così, abbastanza larghe, le larghe intese. Dai. Ma diciamo che è una situazione un po' tipicamente all'italiana. Cioè, abbiamo visto come era partita a suo tempo la privacy, abbiamo visto i risultati, praticamente è stata secondo me solo un'acquisizione di dati da parte di tutti gli agenti di settore, abbiamo visto che il Sistri ci ha fatto spendere e poi alla fine è andato in eliminazione. Adesso abbiamo questa situazione da fatturazione elettronica dove naturalmente lo scotto lo pagano e lo stanno pagando i piccoli imprenditori con le loro difficoltà, anche con la loro mentalità, per l'amor del cielo. Cioè, c'è da dire anche una cosa, comunque come ha detto lei ci saranno dei tempi all'italiana, cioè quando partiamo prima sperimentiamo, vediamo cosa succede, poi magari lo annulliamo oppure però chi ha la vocazione, come diciamo tutti noi friulani, di mettersi in regola, di seguire tutti, naturalmente spendiamo dei soldi con un risultato che non si sa poi dove andrà a finire. La cosa più eclatante che è successa a Milano, dove un'azienda addirittura che dal 2015 fa servizi per strutture pubbliche e quindi applica la fatturazione elettronica dal 2016 ed è ormai pratica di questo, per ottenere un rimborso IVA addirittura gli è stato chiesto la documentazione cartacea, cioè vuol dire che a sto punto la struttura, perlomeno parliamo di Milano, quindi non parliamo di una situazione d'agenzia entrata che non sa cos'è un computer, voglio dire, parliamo di Milano, vuol dire che i dati informatici non vengono gestiti al momento. Certo. Poi speriamo che sia qualcosa di sbagliato il mio modo di pensare, però l'ondata di questi dati penso sia veramente notevole e comporti. Infatti la domanda nasce spontanea, no? Sono pronti gli imprenditori? Sì. Sono pronti invece i burocrati? No, viene da dire, perché se in teoria da anni ci parlano che la sburocratizzazione cartacea doveva portare alla rivoluzione copernicana in Italia, ancora oggi, come lei ha sottolineato, accade che per una semplice domanda, cioè basta fare un click e viene fuori sul tuo computer vita, morte, miracoli, quando vai a chiedere qualcosa lo stesso burocrate ti risponde: ma mi porti questo, ti fa la cartina, mi porti questo, mi porti questo, non è che clicchi, no, mi porti questo, perché sappiamo, mi permetta di dire questo, che lo sport più praticato in Italia dopo il calcio è quello delle marche da bollo, no? Perché le marche da bollo non scompaiono. No? Sì, per un rimborso IVA uno che ti chiede la documentazione cartacea, dove tenete conto che in Canada il rimborso IVA si fa in 2 ore, qualunque sia l'importo, cioè siamo distanti anni luce. C'è un'altra cosa che forse preoccupa anche gli imprenditori, almeno gli amici con cui ho parlato, cioè noi abbiamo visto che i dati che abbiamo dato alla privacy poi sono stati trasmessi e usati da tutti. A questo punto la domanda che ci poniamo o che qualcuno si pone non è che i dati che noi poi andiamo a mettere nel nostro sistema fiscale, in cloud, sono certamente protetti, cioè ci fidiamo di tutti i dipendenti totali delle agenzie entrate, ci fidiamo degli hacker, ci fidiamo di tutti, oppure non è che qualche azienda possa diventare ostaggio di un sistema o di qualcuno che ci marcia, ci gioca e sviluppa delle situazioni strane. Cioè, quindi la preoccupazione non da friulano, perché noi siamo sempre in buona fede, ma da italiano potrebbe anche essere di questo tipo, visto che partiamo, sperimentiamo, poi vedremo come andrà a finire, io dico che Dio ce la mandi buona, cioè chi aveva la possibilità di strutturarla non vorrei che l'avesse strutturata
dicendo un domani guardate che comunque abbiamo, come diceva lei, realizzato dei nuovi posti di lavoro, abbiamo bisogno di assumere 50.000 persone. La verità è questa, no, Specogna, in Italia fatta la legge è fatto l'inganno, no? Poi sì, ci stanno spiegando attraverso degli spot ministeriali come funziona, no? Tu emetti la fattura, immediatamente il tutto arriva all'Agenzia delle Entrate, dunque non ci sono diciamo così strategie oscure dove si perde tutto, ma lei ha sottolineato già una cosa, insomma, che alla fine se l'imprenditore effettivamente è pronto, e attenzione, per studiare la fatturazione elettronica non è così semplice come la spiegano in televisione in 30 secondi, no? Bisogna anche spendere, ci sono anche dei meccanismi dove non è tanto ammesso sbagliare, diciamo, sì, no? Una volta 30 anni fa, 40 anni fa uno diceva scusa ho sbagliato la fattura, aggiustiamo, nota di accredito, sì, tutto si fa anche lì, però i passaggi sono molto diversi e anche sostanzialmente diversi. Ci sarà il rischio secondo lei che si creerà la solita confusione e di conseguenza il blackout operativo? Ma io mi auguro di no, ma lo ritengo altamente probabile, soprattutto ai primi step, ai primi passaggi. Sì, il mese sarà da ridere, insomma. Diciamo non da ridere. L'importante è che tutto funzioni e che poi non si giochi con delle sentenze, delle sensazioni, degli errori, è questo, perché sì, tutto va bene, ma la buona fede non può essere colpita e il rapporto tra contribuente e Stato deve essere perlomeno corretto e trasparente. Non sanzionatorio oppure di contrapposizione. Sì, timbro e arrivederci. Esatto, no? E poi ti arriva la finanza. Bene, io ringrazio l'ospite, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto.